Eccoci qua, grandissime case cadute, buonasera dal sindaco delle case cadute, che modestamente sarei io. Vabbè, stasera mi volevo attigiano poco, non sono io il sindaco delle case cadute, ma come ben sapete è il sommo Roberto Carlino, che stasera purtroppo non è con noi, nel senso fotografico, perché comunque scusate, la voce amica che si sente indifferita, fatemela stoppare, di destra vecchia. Dicevo, Roberto Carlino non è qui con noi in senso fotografico perché l'ho staccato dal muro, perché per chi avrà seguito la diretta storica che abbiamo fatto mercoledì scorso, no, in realtà sì, si perché Roberto Carlino, il santo, il protettore delle case cadute che vegliava su di noi, e poi c'è la bandiera dell'MD che insieme hanno fatto sì che insieme a noi tutti hanno fatto sì che Clementino dicesse la storica frase, le storiche due parole Casa Carut in diretta a Sanremo, ed è stato veramente un momento magico che secondo me noi case cadute vere non dimenticheremo mai in tutta la nostra vita. Io sto ancora forse in tastione, forse mi è passata un po' questa sensazione di grande vittoria, di grande soddisfazione che abbiamo avuto a Sanremo, appunto. E mo sto calmando perché poi all'inizio sono stati giorni concitati, ero veramente, non so, a primo livello, io veramente non ci capito niente di più. Cioè, io ero anche incredulo da cosa, non ci potevo pensare che Clementino veramente aveva accolto questo nostro messaggio ed era stato così, così bravo, no? A così casa Caruta, ne posso dire che veramente ci ha pigliato a cuore, no? E ci ha casa Caruta, è stato, non lo so, io poi ho avuto anche modo di incontrare qualcuno a mezza via, tutto contento, anzi, poi tra l'altro poi domenica ha già fatto un a Piazza del Plebiscito e non eravamo in tanti in realtà, però quei pochi ci siamo raccontato, no? Tutta questa vicenda, ci siamo spiegati questa cosa, anche loro erano molto emozionati come me, no? Ad aver assaporato finalmente questa vittoria meritata che noi meritavamo, perché voglio noi veramente dopo quella sconfitta con quella grande struzzi e merda di coso là e Alessia Marcuzzi meritavamo una vittoria del genere e l'abbiamo avuta, però è stato fenomenale, è stato un trionfo, cioè noi veramente è stato così bello che ne manca si uno voleva fare essere così bello, secondo me era così bello, per un gioco di parole, ma perché? Perché c'è che la cosa, diciamo, all'inizio io diciamo che avevo sbagliato, no? Perché ha detto, ma su fatti Clementina e chi stasera non canta, che la sera che dissi questa cosa, avevo visto che Noemi, che i Giaca l'avevano detto a Noemi di dire di dire stai senza pensiero. Ha detto, facciamolo pure con Clementina, a volo feci un video non capendo che Clementina non avrebbe cantato da grande casa caduta ovviamente. Allora poi mi corressi e mi corressi, c'è tornato video e dice tu aiuto, mi dice ma Clementino non canta stasera ma canterà domani, quindi però dice pigliamoci buono di questa situazione e bombardammola a caffè di mano per fargli dire casa caduta. Allora fatto sta che la mattina cioè, questo fatto fu positivo perché infatti Clementino se ne accorse e io pubblicai pure quell'intervista che lui fece a Radio Marte dove praticamente hanno bombardato questi figli e bucchini Casa Caruto e stasera penso che lo dico e quindi la poi che sappiamo malamente e lo bombardiamo proprio a livelli proprio proprio veramente di guerra civile ma peggio di guerra mondiale. Allora, il figlio di Bucchino a un certo punto non ha potuto non dirlo, però ci fu la cosa per l'ultima, quando io mi collegai in diretta, che bella e buona, tutto quanto mi dicevano, no, guarda, fabbrica, chi le Jackal hanno scritto, hanno fatto un messaggio all'anima, le Bucchine, mamma loro, scusatemi, se ci sta qualcuno di loro, ma non credo questa sera a vedere. Comunque, chi ci faceva un messaggio, un video, Clementino, allora stasera ti sfidiamo, dici due fritture. Quando me lo dice, lo diceste in diretta, io mi incazzai, ma a me, che c'è tanto proprio patriarchi, figli e bucchi, ma ci vogliono rovinare un sogno a noi che stiamo cavalcando da una... Mi incazzai, pensavo anche che fosse uno scherzo, invece poi era vero. Comunque, ciò nonostante,
comunque ci fu questa trepidazione fino all'ultimo, e se non che i figli e bucchini poi ricetto, come ben sapete, ricetto due fritture, io mi metto proprio male, cioè quei 2 secondi proprio, ma caretto uno in quello mi stava incazzando con meno cane, meno male che non cagarò per i secondi che i figli e bucchini ricetto casa caruto, cioè, dal profondo dell'inferno, veramente io ebbi una sensazione di salire in paradiso, fu una cosa enorme, è stato troppo bello, è stato veramente una cosa bellissima. E niente, voglia cominciare a dirla, cioè vabbè, che là da cosa voleva si esaltata, si eccita, però mi piaceva cominciare, diciamo, sta diretta consacrando questa cosa bella che abbiamo condiviso, che è stata secondo me una delle cose più belle che almeno io oggi fatto, che oggi condiviso con voi, veramente è stata una pagina di storia, per me lo è stato. Mi fa piacere poi sapere da voi, quando lo vega, qualcuno mi sa, che anche per voi è stata una bella storia. Sarà proprio qualcuno che canzone foto, però ovviamente collegato che stai dicendo, ma è probabile, però che siamo 73 già mi fa molto piacere, perché significa che qualche occasionale dell'altra volta è tornato di nuovo a vedermi in diretta, cosa che magari prima non mi conosceva nemmeno, quindi io mi presento, sono Fabrizio, sono a Casa Caruto, mi presento subito qualora non mi conoscesse. Vabbè, comunque, come tutte le live che si rispettino, dobbiamo fare i saluti. Allora, i saluti li facciamo subito, scusate se mi sono protratto in questa grande parentesi di festeggiamenti del dopo festival. Comunque salutiamo subito le case cadute che si fanno sempre salutare. Allora, Pasquale Martuscir per primo, chi è qua? Vincenzo Wilson Astarita, lo saluto. Maria Cristina Oliva, nonostante stasera ha la febbre, però io la saluto stesso, e anzi buona guarigione e spero che ti passa la freva. Pier Carmine Manganiello, Simone Magro, poi chi ci sta più, Antonio Romano, chi è qua? Francesco Romano, e poi chi ci sta più, saluto stasera Martino Carrella, poi Renato Bencivenga e Coccrunata che ci acchiappa nei commenti del video, perché ha detto che lunedì, martedì mettono un video e dico io stasera c'è sta live, e quindi se mi commentate sotto a sto video è più probabile che vi saluto, perché se no saccio cazzo va a, e quindi eccolo qua. Allora, commenti precedenti, saluto subito prima che mi dimentico, Chiara e Sara D'Albero, veramente vi voglio bene, mi hanno pure scritto tutti i cuoricini, vi voglio bene come Nufrat, io vi voglio bene come fosse delle mie sorelle, se non che io tengo già 3 sorelle, però, quindi basta, già 3 so già so assai, però vi voglio bene come fosse le mie sorelle. Antonio Gobba Pellegrino, lo saluto pure a lui, perché mo mi stai facendo una chiamata un po' a Facebook, gliela concedo a lui, lo può fare, gli altri no, perché sennò vengo a piegare la mazza fino a caso veramente. Allora, Gianni Bianco, ecco, lo saluto pure a lui, Gianni Bianco, Francesco De Riso, Alessio Di Starlight, rivoto, saluto insieme a me, ma in a battere direttamente da Caserta, e poi vi dirò una cosa su Caserta, se non la sapete, fra poco. Dino Diana, bellissimo, Nico Bassone, grandissimo, Agostino Raia, Manganello, già salutato, Simone Longobardi, chi ci sta qua? Lorenzo Migliaccio dalla Svezia, Lorenzo Migliaccio sta in Svezia, veramente un suo pazziano, Lorenzo Calò, un altro, Antonio Boatta invece, non so se mi sta vedendo, non sta a Dublino, Antonio Boatta è aiutato a fare Casa Caruta a Dublino, lo saluto, Cristian Desio, Marianna Iodice, grandissima, la voglio bene, ci mandano un bacio. Poi ci sta Michele Centanni, Sasi Troisi, Ernesto e Viviana D'Amore, si chiamano così, Rossella Sciuli Martino, non so se sa, chi è qua? Ornella Petricciona, saluta che denti bianchi, eccetera. Ringrazio, che in effetti tengo molto bianchi i miei denti, sarà un dentifricio LMD, questo non lo so, però ho dei denti che non sono zus. Martino Carella, Fabri saluta a me per Cambio Manganello, già l'ho salutato. Emanuele Nanni e pure a te da salutato. A posto, quindi abbiamo salutato tutti quanti. No, ho aperto uno spiraglio, una piccola parentesi su Caserta, perché? Perché i rumeni che voglio sono a Caserta, mo parecchi di voi, giustamente, che sono di Napoli, saranno pensando, ma noi è normale, io lo dico, ma non per, lo dico che magari sta alcuni Caserta che non lo sa, una lettura mia che cita ieri pomeriggio, dove spiegavo appunto che sto a Caserta domenica pomeriggio, poi il posto preciso lo faccio sapere, perché ancora non lo so, mi hanno
e vi dico questa cosa, poi penso domani faccio un video, vi spiego dove la vediamo. Comunque se venite mi fa piacere, pure perché è una vita che non so, cioè che io voglio organizzare un raduno a casetta, ma non sono mai stata cazzo. Una volta, perché è bella e buona, o vado a parte dell'acqua, là, nei miei chi destra, morti, scusatemi, sì, ogni tanto già ma proprio morta la pioggia, ma quest'anno non ha piovuto mai, cioè più di 3 volte, 3, forse 2, ma una volta facetto un patapati l'acqua, quando io volevo organizzare una casetta, ma l'hanno mi i Zeus e chi ci sta Gila o il dio della pioggia, proprio se mi secondo a me una quazzone improponibile, non si poteva nata volta, pure volevo fare natura ad una casetta, dopo ci riprendiamo, dopo un paio di settimane lo riorganizziamo, no? Comunque, te organizzare una casetta, cosa succede? Tu fatti Parigi, Gesù Parigi, Gesù destra, Viecchio, i kamikaze un po' sono tetto contro a me pure questa cosa, cioè, questi attentati di Parigi furono fatti pure fare allora, sai, ma brutto fare il raduno a casetta, pare brutto che facevano un video e dicevo io film a casetta così perché è successo quella cosa a Parigi e quindi non mi pare caso. Mo prima domenica che succede? Praticamente domenica c'è stata la terza guerra mondiale perché succede sempre qualche cazzo, quindi se succede qualcosa domenica mi prendo io la responsabilità, la colpa è a me perché, perché ogni volta che qualcosa a casa succede qualche cazzo. Intanto mi mandano questi scherzi su WhatsApp che io purtroppo non riescono con me perché ha capito proprio antifona. Perché purtroppo quando ti arriva vuol dire pure a voi vi svelo questa cosa che ho capito. Se vi arriva una chiamata, almeno il telefono mio così mi indica, da una città diversa, che non sia Napoli, a meno che a me per esempio mi è arrivata una chiamata da Brescia, no? Essendo che è a Brescia non conosco nessuno. Allora sai, ricordo che siano scherzi WhatsApp, è poco mai sicuro. Quei scherzi su WhatsApp preconfezionati, non so se l'avete mai sentiti, subiti, o con amico l'ha subita, c'è stato pure qualche amico che l'ha subito, questo scherzo con casa caruta veramente unica, cioè, mica, io solo lui che conosco è caduto diciamo, nella trappola di questi scherzi su WhatsApp che per cercare in questa trappola di questi scherzi WhatsApp a essere proprio un palazzo fragile perché è impossibile, perché tu hai una voce caduta, cioè si risponde, si parla a coppa, che parla a coppa perché è un robot, no? Una voce registrata. Ricky no, ma come cazzo fanno a capire in da 3 secondi? Oh, assumami non lo capì proprio, perché chi se non parla, assumami una casa che cioè sta la macchina, quando sta a mezzo viene pazzo, scatenata, qualche volta che sta a buscare a mia nella macchina, comunque cioè, su scherzo a chi sa, assumami non mi pare sulle fanalette, c'è una fanaletta di sasso incazzata in tutto telefono, cose dell'altro mondo. Vabbè, detto questo, io mi vado a collegare finalmente su YouTube e vado a vedere chi ci sta collegato. Allora, eccolo qua, grandissimi. Allora, Raffaella Scolese, Lorenzo Calò. Le fonti del web definiscono il padre nostro Carlino, sempre sia lodato, come un imprenditore. Allora mi chiedo, se dopo De Laurentiis potrebbe essere lui il presidente del Napoli, facciamo l'hashtag Arop di Roberto Arop ADL Roberto Carlino presidente del Napoli. Sarebbe veramente un sogno per me, io poi appoggiati fu Napoli. Poi, se fosse Carlino presidente del Napoli non vuol dire però. Vabbè, comunque. Manuel Calmo, Francesco Veneruso, buonasera, Andrea Gagliano, ciao Cello, ciao aiù, Italian Gamers, c'era loro pure, no, oggi pezzo con me, vabbè, è già un altro, Alessio Balzano, Cello, sei più bello, ma veramente, oggi ricchio non c'è video, 2 secondi, Vale, Cataro, grandissima, ma forse mi sono scudata la saluta, Ovetto dice, ui, sfravacatarum, sfravacaturamma, il caso Caruto venduta a Carlino, addirittura, io non sono venduto a Carlino, io lo amo, comunque no, sto cercando di leggere i messaggi. Ciao Salvatore Cirillo, ti pigliate la patente Antonio Topolino, addirittura si chiama Topolino, scusa. No, la patente mai ci pigliate, questa è una domanda che mi fate spesso quando mi vede qualcuno mi sa che se vede i video, ecco, mi dice fa prima ti pigliate la patente, no, mai ci pigliate la patente, ancora la pigliate, a chi ci mai via sta patente, a me è difficile da pensare, io me ne rendo conto perché magari voi siete, che non so, siete guaglione, tenete 18 anni, vi state per pigliare la patente, perché poi quella è un'età in cui, non lo so, può essere pure cantina lì, però te la piglia forza la patente, cioè non so dove sta scritto questa, però a 18 anni ti piglia sempre la patente. E pure infatti ma vuole quasi pigliare, ma non io ma vuole pigliare, ma vuole far pigliare a casa mi sta patente, perché è un rito, è una cosa, ma a me me ne fottevo proprio, perché io tenevo motorino a 18 anni e tenevo niente da avrei,
stavo buono, un coppo motorino, stavo comodo, e quindi a me della patente non me ne frega. Fondamentalmente, mo, non ci capito perché tu lo stai chiamando di Brescia all'anime di World. Allora, fondamentalmente io la patente non ce n'ho bisogno in questo momento della mia vita, che dura da anni, non tengo bisogno perché non mi serve, cammino a piedi, mi arrangio, cioè, non ho questa esigenza. Qui la patente non me la piglia, cioè non ho ancora questo show della patente. Vabbè, comunque, chi è qua? Ovetto dice Fabri, nel senso che la sfragotrama proviene da una casa che è caduta veduta da Carli. Ma Gianna Russo, tutti brutti avvenimenti a casetta successero solo perché il casa cadutesimo non era ancora diffuso e allora Carli non ci aveva assistito. Può darsi, può darsi. No, il casa cadutesimo era già diffusissimo all'epoca, però attenzione, attenzione, all'Icmo Bassone, voglio, per chi non lo conoscesse, Alicmo Bassone è lo sceneggiatore delle dirette. Essendo che stasera vedo che siamo tantissimi, perché veramente sono molto contento perché ci hanno pigliato un po' che pubblico occasionale dell'occasione di Sanremo, che stasera sono qui con noi. E quindi vi devo presentare Alicmo Bassone, che è un guaglione che proprio così si chiama. Io quando dico questo nome è perché sta scritto qua. Alicmo Bassone, sceneggiatore, lui sceneggia, prende dei film e li cambia e li scrive qui sopra, fa delle parodie. Comunque è simpaticissimo, anzi scusami, Alec Mobasso ricopia quello che hai scritto perché parla a Geppetto commento, quindi ti invito a ricopiare quella cosa che hai scritto. Gina Lungo, buonasera a tutti, grande Gina, stai pure tu stasera, ti abbraccio. Salvatore Cozzolini, si num saluta da Murio, direttore dell'MD, all'anime che devi fare a di Paolo, si chiama Maroni, il signor Patrizio Podini, si chiama proprio così, tiene pure un'età, fammi fare una realtà di palle, si chiama Maroni, Moro Stom, voglio veramente, cioè, non mi fa avanzare, perché veramente i pezzotti, cioè, non ci volevo pensare. Salmo Elvis Beck, te lo aspettavi che Clementino diceva Casa Caruta come è stata allora, alla mia chiesa la ragazza Steve, ha spiegato 10 minuti, ha fatto un monologo di 10 minuti dove spiegavo questo. Comunque, che danza, Fabri Assunto e Francesca da Casetta non guardavo contatto era Sorum, non hai capito Kate. Grazie a Baiano, mu saluto a voi, grazie, ti saluto. Mohamed Shahin, mi chiamo Eugenio, salutami. A chi ci faccio meno me, Mohamed, perché ti chiami Eugenio e ti fai contatti Mohamed Shalim? Cioè, ma io non lo so, cioè, ma siamo pure nella vita che sono visti un po' strani, sono visti un po' malamente, questi che musulmani, tu fai contatto musulmano, allora, casa sei una mecca caruta. Cioè, veramente, che cazzo. Allora, Mario Castaldo, ce lo ti volevo a Sanremo, si meglio Gabriele. Allora, Antonella Lella, grande, sta a lutto, moro direttore dell'MD, solo che siamo tante casato. Infatti, però, un giorno da qua a 100 anni, quando morirà il direttore dell'MD, facciamo la realtà di Paolo, però un passato, andremo sulla sua tomba, ovviamente, a parte l'uomo che ha inventato i pezzotti, cioè sarà la sua effigie sulla tomba, sarà scritto veramente uno dei promotori di tutti i pezzotti mondiali, perché veramente inventore della Casato, inventore della Cioconut, cioè non sto qui a elencare tutti i pezzotti che hanno inventato, però ci metteremo veramente poi, o posso dire, dei fiori classici, che si mettono quando uno muore, ci mettiamo il Casato Cola, questa è una bella idea, anche perché poi il Casato Cola è quando si prosciuga, tu diciamo io prosciutto solo, non credo che veramente, certo c'è stato un pericolo chimico che potesse fare a nicchie, perché questo ci sarebbe questo problema, però comunque, allora, ma ne vogliamo parlare di Gabriel Garco a Sanremo, ma non si poteva dire, no, allora sono sincero, allora pure io ho storto, come si dice storto, non so, ho storciuto, non lo so come si dice, un po' il naso, quando ha saputo su fatti Gabriel Garco a Sanremo, perché stava poi chissà mamma, mi sa chissà perché è bello, allora ti femmine, ma hanno sciubava perché sta chissà, ok, poi io l'ho visto da ma l'ho seguito, dai, lui figlio è bucchino, io l'ho sempre schifato, ma non perché è bello, perché è bello, è il suo brutto, cioè uno potesse dire che il è bello, tu sei brutto, allora sei geloso, no, non è questo, è il fatto che ahí la gente li ficcano che fanno questi qua, l'orgoglio e l'inganno, o cazzo, cioè si fa sempre, cioè. Allora, quando a Gischi mi era un po' antipatico, però poi ho seguito Sanremo e Agis che il figlio Bucchino era molto autoironico, si prendeva molto in giro, si autoironico, capite, si sfotteva solo, e mi è piaciuto molto. A me Gabriele Garco, per me si è diventato molto simpatico, quindi questa è una cosa che veramente a me è simpatico. A me è diventato simpatico. C'ero tra Frassica, Brignano e Aldo Giovanni Giacomo, quale monologo ti è piaciuto di più? Vai giù. Allora, sicuramente Brignano e Frassica mi sono piaciuto proprio assai, e perché mi hanno anche sorpreso, perché poi vedersi da Brignano e Frassica fare delle cose, hanno cominciato da comici di alto livello
che sono, dopodiché hanno fatto quei 2 pezzi seri, a me veramente mi sono rimasti impressi perché sono stati proprio bravi. Frassica forse un po' di più, forse, perché è stata una cosa molto bella, quella canzone molto buona, però pure Brignano non ha scherzato, una cosa molto bella. Comunque Massimo D'Antonio c'ero con un occhio frio pesce e con una guarda e sto guardando pure la partita. Sì, in effetti stasera è una serata pure di quelle là, ero veramente che la bocchina della Mediaset, così ci dice, adesso stanno mettendo contro a noi, proprio a livello di complotto, perché volendo lì stanno facendo certi cazzi di film, voglio cansare l'idea, cioè veramente ci manca solo che escono i film che stanno facendo al cinema e poi stiamo a posto. Dopodiché oggi viene messa la Champions League e poi si vede e che sangra ma rosco ma stanno tenendo contro noi quando abbiamo il football poi oggi fatto proprio stasera live non è da Lorenzo Calò, se fare un raduno al comico devi chiedere a qualcuno se puoi fare il cosplay di Roberto Carlino, e io volevo farlo l'anno passato. Allora non lo dovessimo incontrare, se viene a Napoli, la prima cosa che farebbe è andare in un centro a bronzare. Ma fosse a Maronna che Roberto Carlino ne sta a Napoli, cioè io penso che organizzasse subito, proprio seduto a stante, organizzasse proprio una spedizione di pellegrini a raggiungerlo questi sciun, io lo farei, perché io lo farei. Allora, chi è cacchia? Già leggere più. Allora, chi c'è? Ecco qua. Antonio Popolino dice in che zona di Caserta sei? Probabilmente a San Prisco, non so se la conoscete, è proprio attaccata, è proprio Caserta, Prisco è vicinissima a Caserta Nord, se non sbaglio. Alessio Enigma, lo vedi questo qui che ora ti guarda è il tuo avversario peggiore, secondo me non è vero, sul ring come ci cagato questi frasi Rocky che veramente mi fai leggere come fosse un commento normale, invece Alessio è fissato con Rocky. Allora, lì come passano Fasten Carlinus, attenzione, Roberto Carlinetto, hanno 2 identità. A Matino può scaffalista all'MD e a Siri piglio chi lucessa a Pila, ma non sono riuscito a leggere. Aspetta un attimo. Guarda che c'è appena vota, lì come Bastone era partito con la sua, eccolo qua. Allora, Alicmo Bastone, prima sceneggiatore della serata, parodia di Fast and Furious, che si chiama Fast and Carlinus. Fast and Carlinurius, Robert Carlinetto, o Pezzotti Toretto, tengono 2 identità. Amadini fu scaffalista all'MD, ma a stile pigli luce sappi di macchine, catena, e diventa pilota i corsi a pianura, che sarebbe il mio quartiere, e vincerà la Coppa Manduria, che tra l'altro è un vino che Alicco Basso sa che a me piace, è l'unico vino che mi piace, si chiama così Manduria. Allora, grazie a Bene, ce ne ho sempre adorato, per favore dimmi che tifi Napoli e non Juve. Juve mi ha dato, ma allora ti fu una pagina 5 minuti fa, ma forse ti sei collegato ora. Simon Chen, Fabri, eccomi appena arrivato, non c'è niente di meglio che cioccolata calda, spero che le via dall'MD, e live di Cerrone. Come stai? Tutto bene? Mi saluti, si mostri, viva i vocali, sì, perché ultimamente... Ah no, te la racconto stasera che è bella. Allora, Simone Meola, lo saluto, che facette? Ma mannai, vabbè, racconto prima questa cosa, poi racconto quell'altra. Nel senso che, ma mannai, cioè, Fabri, fa un vocale dove mi auguri di vincere domani perché tenere partita importante, no? Questo è successo un mese fa più o meno. E dice, allora c'è Simo, in bocca al lupo per domani, in bocca a Carlino, non mi ricordo, dice, per domani spero che tu vinci. Comunque Simone ha vinto questa partita. Che succede? Simone me l'ha riproposto e tu facciamo una volta perché abbiamo vinto con una cosa di buon augurio. Comunque ci facciamo una volta in bocca al lupo per domani, mi raccomando, e vince pure una partita. Allora comunque Simone ci crede, ci inizia a crederci, pure io, a Pressais, e sono la bellezza di 5-6 partite, ora non ricordo bene, che io gli faccio questi auguri vocali a Simone e Simone stava vincendo tutti i partiti. Io veramente cioè, non dico che è merito mio, ma ne manca di Simone, però con un po' di energia positiva ce la buttiamo e stiamo facendo vincere un campionato. Si vince due campionati e non mi regalate neanche una cascetta di casa do gol, poi vengo in 10 spogliatori e vi sputo un faccia a voi, al presidente e all'allenatore. Questo lo dico a Simone Internos. Allora, Vale Catanzaro, e quando sono lontano, non so come già sparagnà, penso che all'MD tutta la vita mia, beh, sì, è logico. Allora, questo è un pezzotto della canzone Clementina, per chi non la conosce. Valentina Nunne di grande Valentina, comunque l'account Instagram, i San Carlin è stata una mia idea, hai ragione, allora io stasera mi sto parlando come nessuno sa ma comunque mi sono fatto l'account Instagram, giustamente voi dici, ma cazzo me ne foto, lo volevo dire perché ho chiamato anche la live così, perché a stamattina sto parlando malamente, perché è vero, Valentina vabbè, ma l'hai detto tu Valentina, ma sta dicendo una vita fatto un account Instagram, soltanto che io già Facebook ma basta e ma avanza, faccio pure Instagram, ma
ma gli è una pazienza e sta là vicino, però oggi visto che comunque è simpatico, ma l'ha già fatto, e l'ha messo pure un po' a Facebook, ha già condiviso questa cosa che ho l'account Instagram, e sto facendo buchinare, mo c'ho a stamattina vicino a oggi pomeriggio vicino a Instagram, e quindi voglio sito di Instagram, pariamo, no? Metto tutto foto, metto fotografie, perché là poi è tutto fotografico, poi spiegate a me che cazzo si fanno qua su Instagram, perché io non lo conosco bene. Comunque Serena, guarda Sciocero, quando mi hai seguito su Instaura, ho aperto lo champagne, ovviamente l'MD, ma lo voglio bene, no, ma io poi cioè, mi seguite a me, seguo a voi, perché poi cazzo fottene butto. All'Icmo Bastone, attenzione, un'altra, stasera proprio, cioè, sta proprio casata, all'Icmo Bastone, pezzotto di Harry Potter, Early Carly Notter, e a Camera Le Bon, per chi non lo sapesse, è la marca, una delle marche, diciamo, le marche più famose, l'MD. Allora, Carli Notter, un mago più nero dei marocchini, famoso per aver fatto piovere buccacci ciocconut, e attenzione, sconfiggerà Lord Conadort, attenzione che sei sotto di Voldemort, che la magia più forte del mondo, Lavada Mukamam, dopo lava come cazzo si dice, Avacadabra, come cazzo si dice, Lavada Mukamam, che è veramente una magia che noi conosciamo da piccoli. Allora, Little Fan, buonasera, come stai bella? Ma se avessi un favore, mi fai vincere una buletta che fosse, non so, affidati alla divina provvidenza, pregando Carlino e dammi il risultato. No, voglio in coppia buletta, no, però, sono sincero. Poi ci do un cugino, ma con il risultato, che cugino mi gioco mattina e sera, proprio sta sempre là dentro, punto snai, vive nel punto snai, e poi ti ingare il risultato. Quindi, però io non conosco le partite, quindi non so, mandami il quote, non lo so. Comunque, Valentina Nunner, in pratica ciuccio, condividi foto e basta. Hai visto il mio account qua? Se non mi segui una volta a Conad, ma vota a Conad, non per me. Pubblicizzami, mi chiamo Coccolina93. Allora ragazzi, seguite Coccolina93 che è Valentina Nunne a bella voglione, quindi allora Antonio Popolino mi ha girato tutto San Prisco Cerro, ma fa consumare tutta la benzina, meno male che faccia spesa all'MD, e sì, infatti recuperi, poi spenderla di benzina, tanto comunque all'MD ti faccio risparmiare, e poi no, vabbè, San Prisco muovo in maro, non lo so ancora di preciso, comunque poi te lo dico domani. Massimo D'Antonio, o da in Instagram si mette solo foto e si commentano brevissimi video di una quindicina di secondi, questo è vero. Infatti io ce li ho dei video corti che ho fatto, tipo che Gomorra, no, che sto facendo ultimamente, e a già vedere come cazzo si scaricano. Infatti se mi potete aiutare anche su questa cosa, perché sono una casa caduta ovviamente, come si fanno a scaricare i video in coppo telefono, i miei video, no? Li voglio scaricare sul telefonino e metterli su Instagram, quindi se mi aiutate a fare questa cosa voglio bene. Stefano Masi, Fabri, non te l'hanno mai chiesto, se non vuoi rispondere figurati, ma tuo padre non vive con voi, l'hai nominato solo una volta dicendo che te un buff giallo perché fuma. Sì, in effetti mio padre non vive qui a casa con noi perché è divorziato da quando io sono nato, quindi non vive qua con noi, e te un buff giallo, sì, giallo catrame, perché mio padre è sempre stato un grande fumatore, un accanito fumatore, e quindi lui si fuma e te un buff giallo. Poi però una cosa che fa anche molto ridere, che a volte piglia questi peridi che non fuma, e quindi per le buone video ha un po' di buff bianchi, perché lui ha tutti i capelli bianchi, e tieni buff bianco, e tu dici, ma che cioè, quasi non lo riconosci, ma che questo è Patama, e poi prende perché non sta fumando un po' di tempo, e quindi il baffo diventa bianco. Poi quando vedi che te un buff che ha tramato, significa che comunque è andato a fumare, te ne accorgi dal baffo, insomma. Allora, Miki Conte, buonasera a tutte le case cadute, scusate il ritardo, ma figurati Miki, Riccardo Sanseverino, fabbrico un fa mia mamma, te nasce che dragona e fa pure i punti, non esiste proprio. Allora io già ti dovrei bannare, ti dovrei bannare, però visto che uno che può fare, si tiene la mamma, è come se uno tenesse un padre imbriacone, no? Come ti devo, cioè, allora pure io, lo figlio che ci può fare, si tiene un padre che si imbriaca, e tu purtroppo ti tieni la mamma per Conad, che è un grave problema, che puoi risolvere. Allora, Maria Giovanna mi fanno gruppo tipo alcolisti anonimi, tipo conadisti anonimi, mi fanno gruppo. Allora, Maria Giovanna Russo ed alzasse la mano chi non ha accattano, perché sì, proprio una casa caduta, wake up, era avuto l'MD, se questo sarebbe pure da fare, una parodia così. Vincenzo De Lucia, occasionale figlio della Conad, bravo.
l'MD siamo noi, Md Stiffs, che sarebbe Totti Mastiffs, veramente un grande, Vincenzo De Lucia è un grande. Allora, Alessandro Vicino, c'è una domanda, ma vero lavori all'MD? No, io non lavoro, io l'ho detto spesso, lo dico sempre, ma pure oggi si parlano con un commesso all'MD, uno dei pochi, forse l'unico, anzi l'unico, che mi riconosce, quando va in all'MD a Bascia Dume, perché di mio figlio che ha una casa caruta e mi segue, allora, che si ci raccontava? Dice, guarda, ammetto quando mi dice, ma tu fatica all'MD, ma no, mi dicono, ma tu a quale MD lavori? Mi dicono a me. E io dico, no, guarda, che in fatica proprio all'MD. O era. E dico, o era. Ah, poi io, tu stai sempre a parlare dell'MD. Ci capi, ma non fatica all'MD. E poi dice la verità, o era fatica all'MD, o pesce, ecco, tu dici, cazzo di cavoli, no, non lavoro all'MD. Allora, Little Fan, ma fanculo a Champions, non ce ne porta né Ibrahimovic né Di Maria, né di Maria, meglio c'è si pure meglio la nonna Michele. A proposito, io, no, ditemi il risultato di Paris Saint-Germain Chelsea, perché lo stavo seguendo un po', poi mi sa fa live, però se mi dite il risultato mi fa piacere. Assunta D'Ambrosio, va prima tu a me, che è Ilaria Coppola, ci ami o rispondere per sempre con un adesivo? No, ma scusa, io vi amo, veramente, ve lo dico qua, rispondo con gli adesivi a volte, perché veramente sono molti commenti. Allora, sai, sì, e poi mi piacciono alla è sincero, guarda, io non voglio fare però a me gli adesivi, capite che a voi non vi piacciono gli adesivi, cioè alla maggior parte delle persone su Facebook gli adesivi non ci piacciono. Infatti mi pare un quello che dice, ma fammi manda sempre stessi adesivi. A me mi piace assai che la capa gialla che ride, oppure che là cacci lacrime, non lo so, è una faccina che a me mi mette felicità, allegria, perciò rispondo con la faccina. E un po' così il bot può sembrare già che una rosa, però non è proprio così, perché a me mi piacciono che li faccio, mo su Cagnano, su mangiando la volpe che fa così, oppure la volpe col cuore, ma è perché mi piacciono come cose. Vabbè, comunque, Maria Giovanna Russo, un giorno all'improvviso mi innamora dell'MD, Carlino mi ha assistito e per sempre lo farà. Ah no, io l'ho fatto con un po' all'MD, l'abbiamo cantato anche domenica a questo piccolo raduno che abbiamo fatto. E come fa? Aspetta, fammi aiutare. Un giorno all'improvviso mi innamora di te, la tasca mi piangeva, non chiedermi perché, c'ho il conut è casato, ma veniva a cattare, e oggi come allora ti voglio sparagnare, e l'MDale, così fu ora, ma lo stavo cantando per ricordarmelo. Allora, Paolo Varchetti, salutami, grande Paolo, no, voglio dire un attimo una cosa. Allora, no, se ne scende lo share, no, siamo sempre una ottantina di noi, mi fa piacere. Comunque, come è nata questa storia dell'MD Francesco Noviello? Non so mai chi oramai è passato a di quel tempo che non lo so più. Vabbè, sicuramente è nata perché aprì questo MD fuori da me e quindi da lì in poi io veramente vado a fare spesso l'MD e quindi è nato un amore, no? Con i suoi prodotti. Ho letto 87, un piacere, ce l'ho fa una dedica a moglie, ma vicino a me gli dici Claudia, a Vizzere buono, ma resti una casa caduta. Io questo commento tuo l'ho letto quando poi a me questi commenti a volte mi arrivano sull'email, non so perché sta cosa, però capita che mi arrivano sull'email. Allora, questo tuo commento io lo sono andato a leggere dopo la diretta che la là di mercoledì, quella la storica, e mi veniva a dire, perché dicevo poco chissà che mi ha scritto, no? Comunque sì, c'ha detto, no, la pizza era buona, ma resti una casa caduta, ma l'hai marito, quindi tu piglia con me, e tuo marito che me l'ha detto. Che recca, Serie A, Serie B sta chiudendo l'MD, addirittura che se un altro coro è partito. Assunta D'Ambrosio, sei grande Fabri, anche a me piacciono tanto gli adesivi, un bacio, ma pure a me mi piacciono gli adesivi. Però ho notato veramente che alla maggior parte delle persone non piacciono, soprattutto a me mi dicono e mi faccio proprio piccicato, cioè non mi piace quell'adesivo così, che fa l'occhiolino, ma chi l'ha così, cioè, ma tutto quanto, poi mi dice, ma che poi ci ammazza, ma perché è così bello, cioè l'occhiolino, che l'occhiolino, hai capito che come viene interpretato come una pigliata per culo, cioè come se tu pigliassi per culo, cioè l'occhiolino perché i bot sì, in effetti nella vita reale il bot l'occhiolino pare una pigliata per culo, però non lo è, almeno da parte mia sappiatelo che se vi rispondo con l'occhiolino non è una pigliata per culo, con su non lo so perché. Enrico Balbiani, c'era il 29 inizio dell'Isola dei Famosi, vogliamo la vendetta con la Marcuzzi, non lo so, non lo so, voglio, a una parte non la volesse fa perché a finire che la grande stronza e mezzo ci fa rimanere a e mi voglio godere ancora questa vittoria, non lo so, non vi prometto niente per questa cosa.
Little Fan, stasera mi capi sempre tu annanzi a me, c'è per scaricare video la coppa a Facebook, ci stanno le applicazioni, però se li carichi prima su Instagram, allora non c'è niente, può mettere un coppa a Facebook, basta un click. No, in realtà io li voglio prendere i video che già ho su Facebook o su YouTube e caricarli su Instagram, non voglio fare il contrario. Allora, pongo l'applicazione, come si chiama? Email per scaricare. Massimo Tantoni, il video va che Sparagnani ha girato la scena sul cesso da Idro Sud, Lello Cardone è un mio amico, sì è vero, Idro Sud che sta a Viale Kennedy, sta Idro Sud, ma che non lo conoscevamo, però abbiamo visto che tenevi i CS là fuori e ci hanno chiesto, scusami, tu facciamo i video, potremmo fare una scena in due CS, è molto disponibile, è stato il signore che ci ha fatto fare scena veramente 3 ore, ha stato un po' CS, camutando, un po' passavaggi, però è stato molto disponibile, infatti poi me lo commento anche, il video mi faceva piacere. Vincenzo De Lucia, domenica mattina stava a Via Toledo con una mia amica, e ho detto che volevo andare a Piazza Plebiscito dal figlio di Dio Carlino, se pensavo che volevi andare a chiesa da Gesù Cristo, addirittura è la stessa cosa, o è ammesso, o viene a Dumè che sono più o meno il figlio di Carlino, più o meno è la stessa cosa. Allora, a Pellegrino c'era 1-1 Paris Saint-Germain Chelsea, ha detto, ma pare di aver visto con la coda dell'occhio prima, che mi collegassi che aveva segnato Ibrahimovic, mi sembra. Fammi sapere pure chi ha segnato Chelsea, a così sa certe cose. E di Eleti, occasionale del live, ma ti seguo, lo so, sempre su Facebook. È stato un piacere beccarti sul mio gruppo oggi dopo le vicende di Sanremo, era il minimo che passassi qui. Buona serata Edo, grande Edo Letizia, io mi sono reputato di te perché mi hai messo questa L, sono passato un po' gruppo tuo che non mi ricordo come si chiama, però mi ha fatto fare una buona risata perché in pratica parlavano in questo gruppo del Napoli, c'era questo post che diceva voglio scrivetemi la formazione più Ciavc del Napoli, cioè con i giocatori più Ciavc o Napoli che voi abbiate mai visto, e quindi sono partiti di giocatori sono uscito che io personalmente veramente sono tifoso Napoli da anni e non mi ricordavo, cioè tipo Asanovic, Calderon mi ricordava, è asciutta Sesa, c'è gente che veramente secondo me non vi ricordate nemmeno perché io tenevo 15 anni, 20 anni, quindi pochi esci di più, Maronna, ma c'è non Massud, Taccola, voglio, c'è Taccola, c'è uno proprio scarso, voglio Taccola, se c'è qua, ti pinta la Lucchese, non mi ricordo, proprio scarso, come ha fatto venire. Antonio Pellegrino, cioè, scusami, ti faccio questa domanda, ma se mi vuoi rispondere in live, altrimenti mi rispondi in chat, ma hai dei figli? No, non tengo i figli, ma è che mi domandate, te tieni un tumore, che è una domanda non ti posso rispondere, no, non ce l'ho. Adesso Enigma, i video su Instagram durano 15 secondi, lo so, e appunto ce n'ho certi che durano 15 o meno di 15 secondi che potrei caricarli su Instagram, perciò AGS stavo. Salvatore Cirillo, cioè vogliamo mettere il Real della pasta Garofalo come sponsor del Napoli? Ma io sono me, perché che cazzo? Ma secondo me, guarda, l'MD un giorno secondo me ci può arrivare, perché ci è arrivata la Deco a fare lo sponsor del Napoli, ma perché non ci può arrivare l'MD? E aspettiamo un altro po'. Salmo Elvis Beck, per scaricare video da Facebook devi semplicemente condividere il video, poi apri una scheda nell'URL, togli www, faccio la M eccetera, poi vai nel tuo manager un cazzo, casomai scrivimelo fammi un messaggio a Facebook, è meglio secondo me. Allora, Salvatore Cirillo, ce lo mi segui pure su Instagram, sì, proprio una casa caro, sì, perché chi mi segue su Instagram, io poi lo seguo, diciamo, perché cazzo pare che uno sì, tu segui a me, io seguo a te, no, mi sembra poco logico, pure che cazzo stiamo su lingua, perché lo guardo Instagram, dovevo seguire qualcuno, quindi vi seguo, se mi seguite, vi seguo pure io, con piacere. Ovetto 87, cielo, se non lavoro all'MD a Rufatica, ci vede la Conad, non lavoro alla Conad, state tranquilli e seri. Assunta D'Ambrosio, Fabri, ha detto Ilaria, ti ricordi quando in estate stavi facendo la live e tutti pensavano che era Caruto e Steve Muren? Ieri, non mi ricordo questa cosa, sinceramente, io ero caduto, non credo, forse era caduto computer, può darsi. Fabio Esposo, voglio capire perché leggi sempre i messaggi di quella casa caduta di Vincenzo e Lucia, mai, non lo so, perché forse sono un po' più lunghi, guarda, è l'unica spiegazione, perché sai, tendo a leggere un po' i messaggi un po' più lunghi, perché sai, c'è sta qualcosa a ricci, perché il resto sono saluto, ciao, grazie alle caffè. Allora, Alessio Balzano ci trova a scambiare l'MDA con Manno in Coppa all'Aucia. Mi fa molto piacere, questa non la sapevo, questa cosa. Forza Scampia perché quando i quartieri riescono a dominare, diciamo, sui supermercati concorrenti è sempre una bella notizia. Raffaele Barbato, ciao, saluto me, mio fratello Gaetano, ti seguiamo sempre, Case Caruto e Forever. Ti voglio bene a te, a Frad, Riccardo Sanseverino, Fabri, ma se tu dovessi andare all'Isola dei Famosi, cosa ti porteresti con te, Casato o la Cioconutto? Questa è una bella domanda. Casato forse no, perché comunque
si scaura, no? Si fa addiventa un broro, no? E non sarebbe, che già fa schifo quando è gelata, figuriamoci quando poi è cavolo, quindi magari la choconut sarebbe un po' più ideale, perché nonostante si scaglie, però perlomeno poi non so ce lo facciamo ma ci ammagno che corride ma magno, perché solo così. Leptospira. C'ero giovedì un esame all'università, la GP sembra un sovrana live, sono questi casi caduti di tesi, effettivamente non sei il primo che fa queste cose, ho sentito spesso, ho letto spesso che c'è qualcuno che ha da studiare, però piglia e fa la casa caduta, ma io farei uguale, se essa a scuola facesse prima, avresti live per persone e non studierei. Roberto Vasaduro, l'occasionale è uno stile di vita, come lo sparagno o la fede per Callino. No, Roberto, io so che tu sei un poco occasionale, tu qualche volta lo hai ammesso, però io ti voglio bene perché ti vedo spesso e volentieri, ma nonostante tu possa essere anche un occasionale, ti voglio bene lo stesso. Davide Daniele, voi ti ricordi di Prunier, sì, del Napoli, non forte quanto Ignoffo ancora non l'hanno nominata, però nella sua unica presenza ha spaccato. Ignoffo, guarda, veramente, cioè, non lo so, mi ricordo, mi ricordo, ma veramente, perché mi stai dicendo tu, che sennò, come Prunier l'hanno scritto, Little Fan, con ad infame per te solo il penale, c'è Roma alla 100ª puntata del live, ci fai una bella sorpresa, ma vorrei, non so cosa, datemi anche dei suggerimenti, perché la 100ª puntata della live è vicina, perché siamo a 94, quindi è molto vicina, e quindi una sorpresa, e c'è una bella sorpresa, c'è una diretta all'MD, ma mica mi fa Nico computer dall'MD a fare diretta, poi devo stare comodo, potessi fare proprio Periscope a diretta, però non mi piace, cioè no, mi piace, ma no, questa che sta diretta ufficiale, no? Stato bello così, ma su Periscope sono dirette un po' fugaci, no? Del momento. Comunque, per chi non sapesse di cosa sto parlando, Periscope è un'applicazione che ti fa fare dirette sul telefonino. Io spesso e volentieri le faccio, quindi se mi da aggiungere un po' a Periscope, mi piace perché le faccio spesso, 2, 3, 4, 5 volte alla settimana. Emanuele Consiglio, io sono un fan appassionato dell'MD di Scambia, oggi i miei amici Casa Caruta hanno inviato il giornale l'MD e poi se l'hanno rubato e l'ha buffati uguale, bravissimo, è così che si fa. Federico Giuffrei, un giorno all'improvviso andai all'MD, il cuore mi batteva, non chiedemi perché, di tempo nel passato e continua a sparagnare e oggi come allora io sono a Casa Caruta, non fa rima, però vabbè, è bello lo stesso, apprezzo il gesto. Andrea Magliulo, salutami, ciao Andrea, Francesco Novello, ti ricordi di Lucarelli del Napoli? Lucarelli, che è una casa caruta, però faceva, se non mi sbaglio, segnare contro la Juve, quindi Lucarelli già da lì si è salvato da questa classifica dei giocatori più scarsi, anche se Lucarelli comunque venne a Napoli, che era già una casa caruta, però è stato un bel giocatore, Lucarelli è uno che segnava un sacco di poi Napoli che ha proprio così per pulire i scarpetti, per pulire i spogliatoi. Comunque Danilo Vindice, organizziamo un pullman in casa caruto che ci andiamo a Meggiugorio, tutto quanto che magari non sotto c'è andata a mangiare in casa tua, sì, ma se Meggiugorio c'è stava, o posso la Maron c'è stava Torino, ci saremmo anche andati, sarebbe stata una bella. Stefano Massimo, ma ti sei mai chiamato Rito a culo? Scusa, ti sei mai chiamato Rito Rinda Cocco Spurtiel? Coc Caruto, non sono riuscito a leggere, comunque sì, mi fate ricordare questa cosa, ma ero piccolissimo, si va a scalea, ma ero proprio piccolo, tenevo tipo 5-6 anni, e mi ho detto, ci facciamo ridere in da porta, e fu una cosa, una delle dolori più grandi della mia vita, infatti me lo ricordo, nonostante avessi alla medita a morti, io stavo facendo un migliore. Comunque Ciro Gatta, ci sarà a Comic Con, io già ho fatto l'abbonamento quest'anno, ma fa cosa organizzato un stand tutto nostro dell'MD, ma magari, ma io non lo so se ci sto a Comic Con quest'anno, perché sinceramente non mi hanno invitato, ma non è che mi hanno invitato, perché io ci venevo stesso, però un po' come per un mazzo di spendere questi 20 euro. L'anno scorso ero ospite a uno stand, però quest'anno non mi sono cagato, quindi nessuno stand, magari, e quindi sto un po' aspettando che si mi cagasse qualcuno, ma se non mi cago spendere 20 euro, però vabbè, mi farebbe piacere spendere 20 euro comunque per vedervi almeno un giorno e fare qualcosa lì, appunto, perché comunque che cazzo piace comico. Antonio Pellegrino, c'ero in una casa caluta già varia, no poco, ma non lo so, può fare che lo tu. Luigi D'Argenzio fanno un freestyle, addirittura voglio un freestyle, non posso fare. A parte che sono soli, scusate che sta un attimo, ci facciamo una batteria, oggi mi si guarda la batteria come si sta consumando, forse staccata la spina, che strana cosa, no, stai un attimo perché forse non era collegata bene la spina, la città che si sta scaricando il computer, stava la spina come la da voto, perché poi quando facciamo diretta succede di tutto, quando facciamo diretta che sacca mondiale,
ho fatto i Clementi, successe di tutto, voglio veramente di tutto, io poi lo spiegare probabilmente, ma si stacca, si scarica la batteria, lo computer, l'aggiornamento del computer non finiva più, era nel lotto, il lotto mese va a cominciare a fare diretta, il computer si va aggiornando ancora, voglio, ma proprio piccolo, piglio il computer di mia mamma, certo una budella esagerata. Guarda, una cosa incredibile. Oh, Fabio The King, grande Fabio Fusco, Fabio Di Fusco. Vogliamo parlare di Fidelef, oh, Ribari, José Sosa, Rosati, mamma mia, veramente, no, ma l'hanno nominati. Cribari no, però, Cribari non l'hanno nominato, che hanno nominato, un po' passo gruppo, faccio poco buchinare, perché Cribari pure riscazzo male. Allora, Fabio BSP. Finalmente, un giorno all'improvviso mi innamora dell'MD con presidente Gallino, non chiedermi perché. Poi l'ha detto Cerrone, si fotte dei prodotti per sparagnare alle, ci sta manca una rima anche nella tua, però apprezzo anche da parte tua l'impegno per fare questo coro. Mumi è più bello per Salvatore Cirillo, ma perché quella casa caduta di Chavez che è venuto a Napoli solo perché era compagno di Lavezzi? A Chavez l'hanno nominato, che era un po' una casa caduta. No, Edmundo Animal, no, Edmundo non è stato scarso, Edmundo li faceva qualche gol, devo dirlo. Andrea De Leva, hai mai fatto qualche grosso guaio da piccolo? Come ne hai fatto assai. Non so che appena ho letto guaio, oggi collegata un episodio, quando ero piccino appunto, a noi, ieri un compagno di Lumica, cioè Stevie Cascangop, mo se scusate non abita più qua, che praticamente ci rubavamo i patatine in una salumeria, che stava qua, a fianco, e comunque noi volevamo buchinare, no? Perché ci rubavamo questi patatine e ce ne fuivamo. Però eravamo così piccoli che secondo me questi qua se ne accorgevano che noi ci rubavamo i patatine e ci facevano rubare perché erano piccolini, cioè alla fine erano, sai, proprio misari, piccolini, piccole case cadute. E comunque New che succedette però? Ci rubavamo i patatini, ma c'ha puttana vicina, si figlio lo Salomire, era uno che teneva come lui, su cui una casa caduta, però all'epoca era molto temibile per noi, perché noi eravamo piccolini, chi era lungo, teneva i capelli rasati, proprio rasati, cioè faceva paura, tipo una zischisica, e comunque ci si dai, guarda, c'era i patatini, ci fu un palazzo a fianco a Salomeri, sai, ti metteva la 4 a 4, suo figlio e bucchino teneva il coscio long e si chiamava 8 a 8, e quindi ci recuperava, no? 8 a 8, 4 a 4, comunque ci recuperava. Comunque tu c'è una cazziata, poi c'è no, io chiamo mamma suono a piano, veramente, ma si dette proprio, sai, proprio una latrina, cioè, ma io tenevo forse 10, 8, 9 anni, dico, comunque si dette talmente una latrina e mi cacava talmente sotto che ci diceva a mia mamma, che però mi ricordo se glielo dissi a mia mamma, arrivò a dirglielo a mia oppure mia mamma gestiva, quando ho detto mazza che mia mamma gestiva a casa e chi si bussava e mia mamma gestiva, e poi mi ha fatto arrivare una cosa che una volta veramente abbiamo fatte talmente tante, però che sta qua mi ricordo particolarmente pure, perché che facciamo la domenica pomeriggio, pigliamo la capata, bussiamo il citofono in due viale mio, no? Questo è un viale privato, cioè un viale privato, vai, chiamiamolo così, comunque stanno un sacco di palazzi, e noi a casa caruti 3-4 pomeriggi a domenica, daremo cazzo fa, scendevamo a bascio palazzo, e se noi non potevamo giocare a pallocchia troppo presto, un orario troppo presto, non si poteva giocare, andremo in un WhatsApp, quindi bussiamo i citofoni, comunque bussiamo un citofono sbagliato, e bussiamo proprio così che in mano, no, proprio mettiamo in mano, comunque bussiamo un citofono sbagliato, scenetto un figlio di bucchino, un po' conosciuto, il signor Cagliazzo si chiamava, mo se ne chiude a non si casi più, comunque un signore ma da che teneva l'occhio così, teneva uno sguardo, voglio pareva Jenny Savastano, veramente, pareva un incrocio tra Jenny Savastano e una scimmia, perché chi suo figlio di bucchino scenetta incazzata senza maglietta, chi ne pila, pareva una scimmia, voglio un orangotango, questo sguardo così, scenetta che i tuocchi, all'epoca si avevano ancora i tuocchi, comunque a su cutava, voglio mai quando a chiagnere, visto ci via per ricchio, ma già dice mamoso, e là mi pare che aveva detto tu mazza che mia mamma gestiva, e comunque pigliava una cazzata assurda da questo signor Caiazzo, indimenticabile. Comunque Fabio De King, ma parla di quando tu e i tuoi amici tu e i tuoi amici o profumo dopo barba, non ricordo che cazzo va rubato, no? C'eravamo Fines, che era che forse esiste ancora, una gelatina, una crema, diciamo, di G, però la mano mai sgamata, cioè ci rubavamo, soprattutto io, ma rubavo sta gelatina, costava vicino lì sta gelatina, allora mai va a rubare in un supermercato che stava qua, ora hanno il Deco, ma non era Deco all'epoca, come rubavo sempre stu fine. Gianmaria Cutolo, ciò che ne pensi di quei messaggi molto lunghi ma con poco senso, anzi forse proprio privi di logica, insomma, scritti solamente per il gusto di farlo, però lo stai leggendo e si una casa caduta. L'avevo capito mentre lo leggevo, però mi piaceva l'idea che mi stavi
navigando, diciamo. Allora, Davide Daniele, Manitta, like Rimini l'hanno nominato, Rullo l'hanno nominato, Cupi, forse no, Sesa sicuramente, Corrent non l'hanno nominato, Prunier sì, Cazon l'hanno nominato, Modio forse no, Offer sì, Chavez sì, allenatore Agostinelli, veramente, che veramente non è male, non è male. Un paio di loro l'avevano nominati, ma altri no. Stefano Masi, ma hai mai scassato qualche vetro finestra con pallone? No. A Giceta no, hanno fatto i guai, cioè i guai in senso che era un bel cazzo con pallone, in di saracinesche. Poi giù da me ci sono queste saracinesche pieno di saracinesche. Allora tu parlo Uviale Street, stanno in macchina, o poco Uviale per far passare le macchine, e poi ci sono le saracinesche. Allora, o pallone o vanno più in macchina o vai in di saracinesche, quindi era un continuo rumore di saracinesca. Infatti quando erano piccini ci scassavamo proprio cazzo tutto quanto, però che era ma fa, e noi siamo qua a basce, ma qua pallone, mi potevo mica usare un bala, giù a pallone, lo spazio questo era, e purtroppo c'era proprio una lotta con il signore Ngop, che la gente che Luca, ma noi con la stesso, ce ne fotteva. Vabbè, comunque, Vincenzo e Lucia, un giorno all'improvviso il sorsetto mi bevette, i waffle e buon canne sanuzzain di tempo nel passato e voglio sparagnare ed oggi come allora Beppe ci nutrirà, addirittura il nonno Beppe, grandissimo. Massimo D'Antonio Finestra era bella profumazione, è vero. Massimo D'Antonio ha qualche anno più di me, se lo ricorda, il Finestra si profumava molto, infatti facevo proprio un motivo, perché prima di tutto era fu buchinare, diciamocelo chiaramente, perché c'aveva proprio questo profumo, diciamo proprio, capite, che tu ti filmava, fammi sentire, faceva, no? Faceva una calaca per guaglione, ci va fammi, e ti faceva, tu così ci mettere la capa in bocca, no? E quindi c'era questa scusa, diciamo, di approccio con qualche ragazza, dopodiché, e poi era crema, e quindi alla fine non è che lascia i gelatini che oggi siamo schifate, cioè, tipo idrogel, non ricordo come si chiama, idrogel, ma mai usati, che la gelatina è merda blu, proprio, che la gelatina proprio il luto, cioè, non lo so, ma sicuramente vecchi la usano, la useranno, però non mi dice niente, ma che è proprio la gelatina proprio il luto, cioè, ma tu metti la cosa in capo, i capelli si ingiummano, ma che, cioè, che tu fanno proprio una passata mesi di capelli, cioè, yeah. Invece quella è la crema, tu potevi passare prima in capelli, no? Era insalata, perché era proprio insalata, cioè taglia fa 8 shampoo e non sull'uovo, però perlomeno facevo buchinare quelli. Allora, Cero, come ti chiami su Periscope? Dicevo Vetto, mi chiamo Fabrizio Cero, come ci chiama? Alessio Balzano, ho finito la nuova perché fa cari capire, in effetti poi alla fine tipo, io non è che ho chissà quanti quelli, sarà stata veramente la colpa del Fines. Felice lei, poi Cero Sinaluto, grazie, tu sei un diurnuto. Allora, niente, stavo vedendo un attimo una cosa. Ah, Sonic, ma mai stato sul Takata? Sono stato un po' Takata. Per chi non lo sapesse, il Takata è una famosa giostra del Magic World, il parco acquatico che si trova a Licola. Ci sono stato mezza volta e non mi piace perché cazzo è un po' più Takata e chi lo fa Takata così c'è Takata spicciare in da sacca. E se poi non era un mio problema, però se tenevo qualcosa spicciato in da sacca ti arriva, e chiave, o cellulare non c'era, quindi, però con questo cosa ho fatto tu c'era, tu stai un po' a questo cosa dove fanno male capo, ma a me sinceramente, a me poi giostro proprio, schifo proprio, quindi non mi piace. Vincenzo Luce, idrogella facevano ad Arzano, me lo ricordo bene perché mi capita di leggere le istruzioni con processa, sì, perché poi è sempre così, diciamo, no? Queste istruzioni dei bagnosciume, degli sciampi, delle gelatine, era una cosa che all'epoca si legge, perché ora non più, però all'epoca tu ti un processo e ti leggevi queste istruzioni, ti facevi una cultura sulla chimica, no? Di come facevano queste cose. Però oggigiorno stanno i cose, ok, i telefonini, e quindi alla fine stiamo sempre con il cellulare. Anche se attivo un po' tra i bagnoschiumi, le gelatine e tutti quelle cazzo che si vicino a me e leggevo queste cose, però mi leggevo pure i topolini, no? Il topolino, sapete, no? Quel topolini, anche il fumetto, perché mi piaceva passare proprio, mi piaceva questo fatto di leggere il topolino un po' processo, e devo dire che secondo me, in vita mia, io ho imparato a leggere forse anche molto per merito del Topolino, perché io leggevo sempre Topolino, io sempre in ducesse e leggevo sempre Topolino, quindi sì, Topolino. Comunque, vabbè, Stefano Masi, mentre lavoravi, ti sei mai macchiato col cibo sul vestito, scarpe che dovevi
usare per lavorare sicuramente, perché poi ho fatto cameriere, quindi quando avevo mangio spurcato, però non me ne sono mai fottuto perché non devi andare. Francesco Novillo, ma quando morirà Roberto Calvi, fan fatta, da chi stasera, chi sarà il suo successore? Vabbè, sarò io, questo già si sa, non è che te l'ha già dice di nuovo, ce l'ho detto, l'ho dichiarato più però che cazzo, non facciamo morire Roberto Calvi, si chiama Maron, perché poi una responsabilità, io mi sento ancora un ragazzo, non voglio ereditare subito il mobile dream, perché comunque sono responsabile. Sabatino Baiano, ce lo parlaci della tua adolescenza caduta, io che la sto vivendo da sfravacatura dell'MD, io non so quanti anni hai Sabatino, però l'adolescenza mia è stata, io mi sono divertito assai, perché è proprio una casa caduta, ma mo mi vedete ma ieri proprio a sfravacatura, proprio sono molto divertito, da piccolo era proprio un divertimento, mi ha fatto una bella vita da piccolo. Davide Daniele, Cero, voglio un gameplay tuo di FIFA con i giocatori del Napoli modificati della formazione che ho scritto prima, ma io non tengo PlayStation, però lo farei, anzi, tenevo PlayStation, la farei questa. Ciro Gatta, wake up MD, voglio cazzo sparagno tutto coso, MD, voglio chi lo prezzo stai sicuro tu, e bene, poi non riesco a cantare buono, e da Zazza la mano, e poi penso, cosa ma volevo leggere perché mi piaceva questa parodia di wake up fatta da Ciro Gatta. Ah, ok. O wake up, voglio casi sparagno tutti i giorni, MD, voglio chi li prezzi stai sicuro torna, ed alzasse la mano chi non prende la busta e chi la prende sempre ma non ne fa uso, MD, voglio, grandissimo Ciro Gatta. Leptospira, io c'ero su Cruise, fa prima moglie, tu non dai tenendo quando hai fatto il Rattusa ai Ibiza e il video delle pappate a Napoli, ma chi se l'ha già dicendo, ho fatto un cazzo, ma no, magari dici, ma conosci a me mia moglie, sa che io fondamentalmente scherzo, non è per fare video, non è che caso muovere un Rattusa va a tutti i guaglioni, ma ci pensa dove vado a tutti i no, non è così. Allora, Little Fan, cioè io sono un arbitro, non mi mettete in croce, no, assolutamente. Comunque andai ad arbitrare al campo di Casalnuovo e chi mi ritrova in panchina non piazza Rom il Pampa Sosa, grandissimo Pampa Sosa, sempre nei nostri cuori, e veramente ha lasciato un bel ricordo, che se non sbaglio vive anche a Napoli, se non voglio dire stronzato, però Fabio The King, altro che scuola, si imparano più cose in Coppo Chess, tu hai imparato a leggere, no, ma in effetti veramente, guarda, io non voglio dire perché a scuola mica un legge a scuola, cioè a casa, poi figurati si metti a fare i compiti a casa, mi fa strano, e quindi diciamo che la maggior parte delle letture me l'ha fatto un po' Chess. E faccio leggere anche molto bene. Francesco Giuffrè, Mobile Dream non venne sogno ma soldi sparagnate, perché faccio sparagnatore e dietro sangue tu ricciore. Ecco, questo è un mix tra Bug Sparagnan e un fravogatore. Faccio sparagnatore pure che cazzo. Andrea Pellegrino, c'era la Sartulella ti saluta, grandissima, Rosaria si chiama, la Sartulella che è una vita che non vedevo sulle live e non avevo l'occasione di salutarla, perché la salutavo sempre a te Antonio e tua madre. Federico Sapis, che Pezzotti Clapis, fa prima qualche altro video stile Numale Panza avevi fuori. Poi io volevo fare una parodia, stai facendo, però purtroppo non è venuto l'inverno, questa parodia parlava dell'inverno e l'inverno non è venuto e insomma ho fatto una parodia, nonostante stessi quasi finendola questa. Maria Giovanna Russo, domani mi vado a confessare a San Carlino perché ho già fatto un peccato. A ieri va via, ho visto in MD e da buona casa caruta a me era fermata. A cattare una buona casa da cola ma non l'ho fatto, allora vatti a confessare dici due, no, facciamo 10 padre Carlino nostro, scusami, dici Carlino nostro e un ascoltaci o Carlino, e quindi stai a posto con questo ti puoi già redimere. Andrea Vecchioni, addirittura non so se mo è proprio lui, Andrea, nata grande a Casa Caruta, amico mio, cioè ricordi il trio Asta, Bandieri e Stendardo, allora, guarda, allo Stendardo l'hanno nominato oggi, ma Bandieri anche, ma Asta non l'hanno nominata, veramente Asta, io credimi che lo sto leggendo, io mi ricordo che Asta stai vinto Torino, cioè figurati, non mi ricordo manco in Napoli, talmente che cioè, questi qua non lasciano il segno, poi quando vengono a Napoli, che uno non si ricorda, addirittura Asta stai vinto Napoli, penso, comunque Darkish 10, c'era un perdono, sono andato al Conad Ciamarosco, oggi voglio essere perdonato da Roberto Carlino, perdona, e voglio ad aprire la GIT, ci stanno i Carlino nostro, le preghiere che tutti conoscerete, le fate, tu fanne 100, perché veramente, cioè che cazzo, uno che mi servirà direttamente, mi conosce, che va con ad, cioè, è poi uno schifo, voglio veramente uno schifo, cioè eri più contento che tu oggi mi ricevo a di che ne sai, ci ho già rubato, no? Per esempio, ha già rubato pure all'MD, ero più contento, però se mi dici che vai con ad non fai rimanere male, allora,
Stefano Masiro, quando ti hanno scamato che fumavi, no, sinceramente io sono stato uno dei pochi, forse, che ha già fumato, ho cominciato a fumare, non fumo, ora non fumo, però incomincia a fumare a 23 anni, e quindi era talmente un po' ruas, tra virgolette, per una casa caruccia, però capo a me era ruas, come fumavo pure a casa, se ne fottevano proprio alla fine, non è successo niente, diciamo, quando mi hanno regalato. Marco io dice, ma perché non si vede il video parodia Tug Life? Non lo so, perché poi stranamente dal mio YouTube, anche se io esco dal mio account, lo vedo il video e c'è scritto che solo in Germania non è visibile questo video, no? Stiamo parlando della parodia della Tug Life, Vag Sparagnano, però in parecchi mi sta dicendo no, non lo riusciamo a vedere il video. Vabbè, comunque fatto sta, io l'ho caricato anche sulla mia pagina e in coppo profilo mio, quindi lo trovate anche là, se casomai non lo riuscite a vedere. Comunque, c'è a morte i fan di Carlo Conti, perché anni fa, Sabatino Carlino, cioè, mi fa un favore, potresti dire a Sara Desio, che penso che la conosci, che è un Palazzo Fracel. Sì, la conosco, non so se sta anche ora in diretta, nel senso che la conosco da Facebook, e vabbè sì, è un Palazzo Fracel, ma chissà quando avevo già Vincenzo De Lucia, il Pianura 2010 era uno squadrone, è vero. Mi ricordo il fenomenale Bomber Manzo, poi magicamente la squadra sparì senza lasciare traccia. Sì, per chi non lo sapesse, il Pianura Calcio fu una squadra che per un certo periodo sfiorò quasi la promozione, anzi no, venne proprio promossa in Lega Pro, cioè nella Serie C2 all'epoca, soltanto che per questioni societarie e sordo, perché non si poté iscrivere al campionato e chi passò al posto del Pianura, chi venne ripescato al posto del Pianura, il Carpi, voglio, questa è storia vera, ad averla a leggere un po' Wikipedia, e il Carpi che oggi poi sta in Serie A, pensate un po'. Infatti nel Pianura Calcio giocava Letizia, che è un guaglione che non so se è proprio di Pianura, forse sì è di Pianura, che poi venne acquistato dal Carpi proprio perché evidentemente lo dovette scoprire durante quelle due partite che fecero, diciamo, che era la finale dei playoff, diciamo, tra Pianura e Carpi. Con Pianura c'è Tumazzo tanto Carpi 8-2 la seconda partita di ritorno, e vabbè, peccato, perché veramente sarebbe stato che cazzo, con Pianura fosse stata una squadra oggi, vabbè, non dico in Serie A, però comunque Antonio, anzi Carlino Presidente e tu direttore sportivo Rupiano da calcio, quello sarebbe proprio il sogno dei sogni, perché un Napoli forse è troppo, però Rupiano da calcio ci facciamo Carlino su questo accattato, perché chi facciamo così date, io lo farei il direttore sportivo. Maria Giovanna Russo, padre Carlino che sei nell'MD, sia santificato ogni offerta, venga lo sparagno e sia fatta la tua volontà, non nel Conad ma nell'MD. Ma Maria Giovanna Russo mi ha creduto solo per stare preghiere che hai scritto così bene, essa no spara a muc, ma essa veramente, cioè, guarda, si deve ti regalo non la mia card dell'MD perché quella è personale, la carta VIP dell'MD, ma ti regalo una carta dell'MD perché mi ruotato malamente con questa preghiera di Carlino, è stupenda. Andrea Vecchione, ma tutta questa cultura la compri all'MD? No, non la compro all'MD. Intanto voglio sapere se tu sei Andrea Vecchione che conosco io, prima di Panda Vecchio, voglio sapere perché mi sta incuriosendo. Dove la compri all'MD? No, all'MD non si vende la cultura, ma in un certo senso diciamo che all'MD è cultura, perché frate, cioè, tu l'MD, voglio, cioè l'arte del risparmio, io l'ho detto anche tante volte, ma lo ribadisco molto volentieri, e secondo me è economia, e quindi l'economia comunque è cultura, e allora mo secondo me si sta a studiare a scuola. Massimo D'Antonio, c'ero pure a Bagnolese, all'epoca erano numerati, è vero, mio padre me la nominava sempre la Bagnolese come squadra, diciamo che all'epoca secondo me era uno squadrone, così volevamo squadrone, poi magari io qua in Serie C2, non lo so, però la nominava mio padre. Antonio Lella, Ropp, quando si trattava di accattare i giocatori per squadra, facevi peggio al massimo dello sparagno, è vero, sarei stato anche un grande sparagnatore, però attenzione, io come direttore sportivo sarei stato uno scopritore di talenti, sarei andato veramente nei migliori discount, no? A vedere le partitelle tra scaffalisti e cassieri, e avrei scoperto secondo me qualche giovane di talento, no? L'avessi provato a vicino a casa, ma l'avessi pure fatto esordire, no? Comunque, Davide e Daniele, vabbè, a chiamarti del risparmio per non chiamarla per chiamma, vabbè, qualcuno la vede così, purtroppo la linea è sottile, qualcuno la vede come Brucchiam, io la vedo come arte dello sparo. Stefano Masi, quanto ti mancano i papush? Già te le stai sognando la notte?
notte, non vedo loro che viene il caldo potete mettere, no, questo sono gli infradito, casomai. Però oggi dice, quest'estate non l'ho messi proprio, nonostante io sia un grande amante degli infradito, quest'estate maggio misi scarpa. Vincenzo e Lucia, 94 settimane con il pigiama grigio topo, sparagni pure sul detersivo e non lo lavo mai sto pigiama, no, il pigiama lo lavo, però già devo spezzare una lancia proprio a favore di questo argomento. Che è successo? A San Valentino mia moglie mi ha regalato un pigiama, oh, ci sono rimasto proprio male, ma non perché mi ha regalato un pigiama, perché l'idea di cambiare questo pigiama, che io so che è vecchio, che veramente fa schifo, io, però ci sono affezionato, perché comunque saranno anche, non so quanti anni che ce l'ho, ma ci sono affezionato, perché faccio il live, lo conoscete anche voi, perché ha già cambiato pigiama? Cioè, finché non si straccia la colla e non si degrada, no? E si squaglia, perché mangia lo stesso pigiama? Finché non vengono 30 gradi e fa camera e fa raggi fungo, perché devo togliere questo pigiama e lo devo cambiare? Questo pigiama glorioso che a mo c'ho, anche una settimana fa ci ha portato fortuna, ci ha portato sul tetto d'Europa insieme a Clementino. No? Io sono un tipo molto romantico e queste cose non le voglio fare. Comunque, Antonio Pellegrino, c'era detto mio padre che ti saluta. Federico Pellegrino ha detto che ti ha visto nella Cumana. Si sono sempre in Cumana, quindi molto probabile. Francesco Giuffri dice: no, ma perché su Instagram segui quella cascatura di Belen? Perché è buono, cioè, che domande su? Belen si segue perché è buono, non certo perché come dire, perché è una donna acculturata, no? Perché è buono. Allora, Andrea Pellegrino, vai a Spagna, andare in Dagomano con biglietti, sì, a volte sparagno anche il biglietto, ma l'ho sempre detto, ma sabato pure che smacchiappo pure che la casa caro di Pino, come si chiama, Pino Abete, che fa scenari. Sabatino Baiano, c'era una curiosità, ma domenica avete fatto il raduno? Io e Giuseppe Amabile, che pure lui ti conosce, non siamo venuti perché qua a quarto sta venendo lo sgarrupo dell'acqua, ma in effetti il aiuto tutto l'inverno, no? A me io questo lo dico spesso, ma lo voglio dire ancora perché mi piace proprio dire. Allora, a me per finire questa parodia di cui vi parlavo prima, che parlava dell'inverno, mi servivano un giorno di pioggia, 1 o 2 giorni di pioggia per fare delle scene dove ci doveva stare la pioggia. Fatto sta, che non ha piovuto più, non ha piovuto più. Io da un lato sono contento perché la pioggia l'ha sempre scifata, però che sangue la marosca. Allora in inverno potevo fare un po' di pioggia, ma fa una cazzo scena a me. Essendo che non so, Geppetto, chi ci sta in cielo, Zeus, questo dio della pioggia, mo c'ha in culo a Cerone e già fa sta scena, come mi va in culo a Mediaset Lunari, come fa i buchi nei film, che sapevo meglio di un culo il dio della pioggia. E non mi ha fatto mai piovere, per quando a me mi servivano queste 2 scene per fare questa parodia, che a chi te la faceva pure a e invece, che ha fatto? Io ho organizzato su una volo, domenica mattina, come si può fare? Io alle 11:30 ci vediamo a Piazza del Plebiscito, alle 11:20 ha fatto un patapati l'acqua, noi stiamo in un bar, ci stiamo un fascimi caffè, ma da credere, ma proprio da non credere, ma come si può fare? C'è proprio le cose proprio, che se uno volesse fare apposta non ci riuscì. Cioè, chi non ha fatto un patapati, aiuto l'unico che ne va a giocare, mucca che la grande stronza, la mamma e Zeus. Allora, Andrea Biancardi dice: mi volevo giocare 2-1 Paris Saint-Germain, ma ho preferito spendere la 5 euro per il barbiere. Moate che capilla in medaglia a saga. Perché ha vinto 2-1 il Paris Saint-Germain, questo non lo so, me lo dici tu ora. Vincenzo Luci, il 24 febbraio riapre il centro commerciale al Parco San Boer. Ma fanno un franchising LMD o una sorsetteria? Cioè, Vincenzo, io non lo so, cioè, hai coniato un termine bellissimo, sorsetteria, è stupendo, cioè, me l'hai proprio immaginata, proprio questa piccola enoteca con queste piccole botti che c'è sorsetta in, cioè, ma io per chi non lo sapesse il sorsetto è il vino, chiamiamola vino dell'MD, quindi immaginate questa sorsetteria, bellissima, un'idea bellissima, Vince, bravo, mi si è piaciuta assai. Fabio Esposito, Fabri, mi presti la tua MD card? Assolutamente no, devo farmi accreditare i corsi all'università per esami, il CF1, non lo so che dice, visto che tu hai il massimo dei punti possibili sulla carta, dai, lo so che sei altruista, sono molto altruista, ma non ti posso, questo è incedibile la mia MD card, perché proprio sta città proprio VIP, cioè proprio amici, cioè proprio la città VIP, perché tra parentesi figlio di Roberto Carli, quindi non si può, cioè ti riconosci, cioè quando cacci la carta si illumina l'MD, allora so, se la cacci tu a Felice, ma non da pozzerà, allora, Little Fan, c'era un dubbio, ma a Lourdes Millan che hai stappato, attenzione, non ci stanno bello spumanti nell'MD,
Casado Spumant, comunque c'ero parlando di femmine, che ne pensi di Chiara Francini? Chiara Francini è proprio un chiavatore, no? Io ho detto scusatemi per le ragazze che sono in diretta, però è proprio buona, cioè a me piaceva assai, nonostante di faccia non sia proprio, però è un fisico, io, mamma mia, Chiara Francini, poi anche molto simpatica, molto una donna comica, quindi molto rara da vedere, cioè, i film di solito fanno ridere i film, perché però dai, un po' più l'uomo fanno ridere. Però lei è molto brava, mi piace assai, mi piace, come Chiara Francini. Andrea Vecchione, l'MD sta prendendo filiali solo grazie a te, ma l'MD è una casa caruto, cioè, sì, comunque sta prendendo anche dei punti vendita secondo me, non lo so, però penso di sì, che si ingrandisce sempre. Marco Io dice, secondo me De Laurentiis va a comprare i giocatori all'MD, sì, Lopez è stato acquistato all'MD, lo sanno tutti, nonostante quest'anno comunque si stia comportando malissimo quando viene, diciamo, usato. E però le consiglio, facci vedere la carta Casa Carità, è scritto, voglio vedere il VIP, il VIP me lo sono inventato, non esiste, il VIP con la carta tenga là, con cui papà ci fa 300 volte, ci fa i video addirittura con la carta LMD, figuriamoci. Flavio Esposito, ciao Fabrizio Panzarotto, l'antistress, grande Flavio, ti ho mandato un messaggio su Facebook, ora poi vado a leggere, fra poco chiudo e vado, cioè non mo, però più tardi vado a leggere, che mangia a fare un buchino di caffè, ma c'ho tutto proprio in capo. Alessio Enigma, quando ti vede la gente dice Casa Caruta, sì, a volte dice pure così. Massimo D'Antonio, all'amico di prima, ma chi è su barbiere che ti tagli i capelli a 5 euro? Ma infatti me lo sono chiesto pure, ma sta in da cassa mutuo, perché è vero, avrà ragione Massimo. Io poi non ho voluto infierire, proprio perché sono abituato, no, a spendere poco, però 5 euro barbiere non si era mai visto prima d'ora. Faccio sapere a Rosso a su barbiere, perché questo cioè, comunque siamo una community noi di Casa Caruto sparagnatrici, quindi metti, cioè, le tue conoscenze sparagnostiche, mettile in campo, no? Mettile in mezzo, come da capire, ognuno si aiutasse diciamo, per sparagnare. Viva lo sparagno. Allora, Daniele Celuma, il procuratore di Lopez è Malga Paradiso. Per chi non lo sa, questo è Malga Paradiso, è un'altra grande marca, grande, sembra dell'MD, Malga Paradiso, sì, probabile che o Le Bon oppure coccata cosa. Allora, Francesco Giuffre, bucchini caffè proprio in capo, ti voglio mangiare tu caffè in capo perché io quando mangio, a roba mi piglio il caffè, però quando faccio la diretta poi mangio un culo e non riesco a prendermi il caffè, allora mi tengo poi parlo, no? Perché poi parlo, e mi viene proprio che la cosa mi dice, c'è un grande proprio un bucchini caffè proprio accioccolate, cioè quelle cose proprio dolci, no? Che a me piace il caffè, mi piace il dolce, allora ci fa proprio mangiare proprio in capo perché devo rimanere soddisfatto di questo caffè. Ciro Gatta, te lo ricordi a Russotto? Wow, bellissimo questo, panchinaro fisso praticante del calcio, wow, Russotto veramente, io da applausi, ma ha cacciato lui tre nomi spettacolari, Russotto è spettacolare, io sono quei giocatori che uno non si ricorda, sì, è incredibile, Russotto è incredibile. Maria Gianna Russo, Carlino pieno di grazie, ancora Russa, grazie, e preghiere, mi fa morire Maria Giovanna con questa preghiera spaccato. Stefano Masi, i video con quella palestra, che cazzo, non ne fai più, ma lo sai che io intendo lo penso, e a già scrivere, devo sempre scriverlo a questi ragazzi dell'agenzia di pubblicità che fa praticamente tenere i contatti con questa palestra, eppure dice poi, ma ne facciamo più questi video con questa palestra, perché pure a me piacevano, pensi di sì però, non lo so. Comunque, Maria Giovanna Russo, alla volta preghiera. Allora, Emma Mangiapia, cioè, dopo quella tirata d'orecchie della diretta di Sanremo, ci sono anche io per non essere uno degli occasionali. Vabbè, saluto, ti saluto Emma, ma ti voglio bene, ti voglio bene, mi fa piacere che sei qui e non sei, forse eri un occasionale, forse diventerai una fedelissima della diretta, a me lo fa piacere, siete benvenuti anche voi che avete sempre occasionalato, però io vi accolgo qui con grande amore, come se si può dire, no? Comunque, Fabio Esposito, e appunto, visto che sei VIP, vieni a pensare a me all'università, tu potessi fare lezioni casa carutesimo fissa tutti i giorni. Ma mi piacerebbe, ma mi piacerebbe, se mi invitate un giorno in università, in una scuola, qualche volta mi hanno invitate, infatti devo mettere un video che ma hanno invitato non solo a me, io ed altri guaglioni che fanno i video, in una scuola, poi cercano putelli pazzi, però comunque fu che cazzo, una scuola superiore mi invece invitai, ne parlammo con questi guaglioni, no? Come voi, e poi non è che spiegavo le cose di sparagno, però comunque proiettammo video che sparagnano, diciamo, un po' di sparagno ci fu. Vincenzo De Lucia, il tiro di Zazza è stata una frecchia peggio delle pile delle MD.
perché cioè, esistono le partite. Se ti ricordi Dionigi, Vidigal e Savoldi, allora, Savoldi e Dionigi erano poi scarsi, nonostante comunque vennero a Napoli reduci da un paio di stagioni positive con le loro squadre, non mi ricordo Reggiana, Dionigi comunque faceva i gol, però quando venettero a Napoli faceva schifo proprio. Vidigal invece un po' se la giocava, non era proprio scazzo. Antonio Caro Tenuto, qual è stata la tua reazione al gol di Zaza? Rispondi a me in un momento, risposta, salutami se caso mi rispondi, facciami domanda, ma fa. È stata una reazione in merda, perché sono rimasto male, e cosa è successo tra l'altro? Quando, prima di segnare Zaza, io mi si venne a ma 5 minuti e chiudi, me voglio vi avviso perché ho visto sono già le 22:45 e fra poco andiamo più a salire. Comunque dicevo, ma se vedere una partita di Juve e Napoli in coppa streaming come al solito, però posso vedere benissimo a me sullo streaming, non mi lamento. A un certo punto però che succede? Avevo su streaming, quando mi chiede a morte, pigliai, ho scoperto un'altra cosa che vi svelo, ma forse già la sapete, che su Periscope c'è sta con Casa Caruta, però che Dio lo che Carlino li benedica, che ti fanno vedere le partite. Mettono il telefonino vicino a Sky e ti fanno vedere le partite. Allora tu basta che vai su Periscope, che vi ho svelato anche questa cosa bella, perché per sparagnatura è bello. Vado su Periscope e mi seguo la partita di Napoli, perché poi la pubblicano tutti. Vado là e non mi ero accorto che questo chi era, che questo non parlava, e se Juve Napoli, a un certo punto come mi collego, per un Zaza, gol di Zaza, ma l'anime di Tammo, come si figlia bucchini da due Periscope, con che ne certi Juventini che è morto, certi ma che facci, un solo la segnala Juve, ci chiappato pure e Juventini che a Periscope che Lucca, bocca chi da essere morta, allora è tracino proprio accusato, cioè quindi era il doppia delusione, no? Era segnata Juve e poi erano i juventisti basta di merda. Vabbè, comunque, non che io ce l'abbia con chi tifa per la Juve, veramente, perché ne avrei, però in aquel momento, no, nell'euforia, chi è morto. E allora certo, che faccio? Non solo la signora Juve, ma mo pure visto che sul turno mi passare che stanno parlando con l'anno, ma l'anime chi è pieccia. Allora, Stefano, c'è un barbiere mi si chiama Buccetil, attenzione, 6 euro e ti passa paura, comunque video più tra quelli che hai fatto a Buccettilla è stupendo, Buccettilla 6 euro. Comunque cioè, non so se è lo stesso che ha detto il fatto dei 5 euro, perché è aumentato in euro, mo, cioè prima avevi detto 5 ora 6, però forse non sei la stessa persona. Antonella Lella, cioè, tu vai all'università, potresti insegnare spagnologia, non sono riuscito a leggere bene. Antonella, scusami che se mi hanno dato è meglio, perché non sono riuscito a leggere il finale. Vincenzo e Lucia, loro hanno esultato per il gol di Zaza, ma tu ce l'hai messo in culo perché hai sparagnato e scroccato la faccia a loro. Vabbè, ma io sparagno sempre a livello di partite, figuriamoci. Lo streaming, voglio, a me quasi poche volte mi ha tradito e poi per il resto riesco sempre a vedere le partite. Vincenzo Di Max, Fabri, qualche altra volta avrai qualche nuovo ospite? Sì, sicuramente, però non sempre, per dire la verità, perché cioè, c'erano pochi equilibrati, vuoi equilibrare un po' la cosa. A volte voglio fare una live con l'ospite nella seconda parte, come comunque stiamo facendo ultimamente, altre volte preferisco anche farla da solo la live, per la verità. Poi fatemi sapere pure voi i pareri, però di solito stanno certissimi che sto proprio casata ora, allora ma riesco a fare una bella diretta, mi piace, la fa pure da solo, riesco a parlare per tanto tempo, mi piace. Di voto, però non è che non ci riesco, per carità, però sai, mi piace pure comunque parlare con qualcun altro e tenerlo in diretta, magari una persona che mi interessa, no? Che tiene qualcosa a ricevere, che a me mi fa piacere, e quindi lo invito e magari vi interessa pure a voi, che ne sacci. Comunque, fatemi sapere voi. Lì Stefano Masca, prima lo sai che sotto i video di YouTube c'è gente che ti scrive, anche nelle dopo dirette ci aspettano una risposta, mettiti e contrattali ogni tanto, se pigliano collera, no? No, quando mi arrivano su questi commenti dopo le dirette, io li rispondo perché sono pochi, però e voto mi arrivano un sacco di commenti sull'email e lì non posso rispondere, cioè potrei, però sul può passare e quindi io non ce la faccio perché si sta rispondendo pure ai commenti questi qua, per esempio, perché sono commenti come questi, no? Della diretta, che uno li fa sperando che io riesca a leggerli, però purtroppo non riesco a leggere tutti quanti e sia essa rispondono non po' all'email a chi là voglio non so cioè io non potessi più fare niente e sta solo già Facebook io rispondo sempre a tutti quanti ma pure un po' a YouTube non ce la farei perché la verità veramente se ne è giornata sana e non lo posso fare.
Francesco Silvestri dice: no, ma perché non leggi i messaggi di MD Discount? Il video si ora sempre. Ma Sacca, infatti, hai ragione, perché è un paio di volte che lo vedevo, ma talmente che mi mette felicità e mi ubriaca questo logo, a me mi incanta, no? Io non riesco a leggere perché è come una femmina, no? Cioè, io allora, però figurati, MD, sto sempre, MD, io sto per eliminare la VIP card a Cerone, per mettere proprio MD, vengo fino a letto con una capata in faccia. Ciro Gatta, Ciro mamma mia, che mi è venuto a mente Igor Protti, no? Vabbè, ma Igor Protti è stato uno che, nonostante la stagione fallimentare del Napoli, che ha veramente detto in Serie B con l'attacco Protti-Bellucci, Protti comunque qualche gol lo fece, si veniva da Protti addirittura 2 anni prima di venire al Napoli, era stato capocannoniere della Serie A, o col Bari o con la Lazio, non mi ricordo, però erano buchini di giocatori Protti, poi si spuntare poco mi savi, proprio perché mi pare andò alla Lazio, e mi è buona sta cosa, e poi venne a Napoli, comunque Protti già non c'è più, però non era male, a me piaceva Protti. Little fan, no, comunque sono un altro, però attenzione, Buccetil 6 euro, barba e capelli, Buccetil, barba e capelli 6 euro, veramente da localizzarlo, cioè c'era proprio la posizione in Stom, coppa WhatsApp, coppa a la luce, dacci la posizione di questo negozio Buccetil, perché cavolo, 6 euro, capello e barba, cioè a me si piglio 4 euro sulla a barba, quindi voglio dire, si sta vicino, cagna proprio barbiere, pengo proprio a Pascal. Massimo Tanto, cioè, sabato sera invita un amico a vedere la partita convinto che lui fosse tifoso del Napoli quando non mi esultò al gol di Zaza, Maro, che la latrina è più un di più, a io pigliassi un cacciava a capo un culo. Comunque Antonella Lella, io mi ricordo che regalavano pure i bicchieri che ha scritto Igor Protti addirittura, no, questo me lo ricordo, a fare Damiano c'è Roma, perché non organizzi un tour dall'MD per spiegarci i giusti movimenti per sparagnare. Lui pochissimo ci piscia sotto il rosato vicino al computer a me, perché veramente io mi posso mettere a fare una rasata, ma secondo me lui si più assai più facile più rimese. Francesco Veneruso, il mio bambino su 7 euro shampoo e taglio, però tra un cliente e l'altro state via 5 minuti di riposo. Vabbè, mi sembra ovvio che comunque può far pigliare chissà io stai facendo gli anni. Comunque, come ti chiami su Instagram, mo sono arrivato, come ci chiamiamo, come padre, come chiamo, Cerrone, Fabrizio Cerrone, no, Gianna Cerrone, visto che all'MD a me non mi risponde, chiedi un attimo se puoi per i mesi prossimi portare a quadrupla portata di Ciocconutto e Casato, non so cosa significhi, comunque MD è qua con noi, quindi ci sta sentendo. Vincenzo Lucia, chi si ricorda Luppi e le sue punizioni? C'è stato Scavanni Murt, state Scavanni Murt, Luppi addirittura, ma è grave, il grande grave, non dico. Antonella Lella, Sivat Polenghi mi pare regalavano i bicchieri, ha detto sì, perché Polenghi sì, era lo sponsor del Napoli proprio in quell'anno, quindi penso che sia vera questa cosa, perché era proprio lo sponsor di quell'anno proprio in merda, Napoli. Allora, Little Fan Buccetil solo per voi a Taverna Nova Coppa Nazionale. Ci posso dire che esiste questo barbiere si chiama Buccetil, ma posso immaginare proprio l'impegno, no? Sta scritto Buccetil, cioè una cosa assurda. Comunque, Coppa Nazionale, tutto per lontano, come chi sta tagliando, comunque per tutti quelli della nazionale, qua Taverna Nova, ci sta su Buccetil, 6 euro, shampoo e capelli, è imbattibile, secondo me manco Sudafrica, voglio trovate questi prezzi. Comunque, Little Fan, Coppa Instagram si chiama Fabrizio Buccetil. Già, non posso continuare più a fare questa diretta che sto facendo gli anni di rosa. Allora, te lo ricordi Filardi, addirittura un Filardi, guarda, giù, Coppa di non mi ricordo, quindi non lo so, ma una fotografia in Coppa YouTube, Coppa Facebook, Filardi non me lo ricordo. Addirittura mi ricorda un pilota di Formula 1. Oh, Vincenzo Lucia, all'anno del Napoli con Polenghi, c'è stato pure Crippa, no, ne ho vero, Crippa, secondo me Manghis se ricorda quella squadra, no, Crippa no, Crippa penso che Crippa non c'è, oggi stiamo parlando del 90, 99, 2000 forse, l'anno della Polenghi, ma secondo me non c'era Crippa, Crippa già si era ritirato. Stefano Masi, il mio bebè si chiama Orazio o Cicchetto, Ten 2 rete 5 euro si piglia veramente, guarda, 2 rete ha detto c'è un bambino senza dita, cioè io spero ci siamo abbattuti perché c'è un bambino senza rete, cioè è come te la quando si deve tagliare i capelli, questo
è la prima cosa che ci viene in mente. Comunque, lo ricordi Pia, cioè non è il forte, Pia, però qualche cosa l'ha fatta. Vabbè, si è fatto un orario, ma c'è chi ha un caffè in capo, fatemi prendere questo caffè, fatemi fare la doccia col caffè, Iezzo, vabbè, ma Iezziamo, non è che è stato proprio ma voglio bene, ma già più caffè veramente, già faccio, poi dolce. E niente, è stata una bella diretta come al solito, mi sono divertito, mi hai fatto chiamare l'estate, poi il Buccetillo, l'MD e tutto il Sapris. Ci vediamo la settimana prossima come sempre, sempre sto fatto che poi lunedì, lunedì su Napoli, quindi martedì quasi sicuramente, sicuramente la diretta è spostata a martedì, a meno che a mamma e Berlusconi non fa Titanic in da televisione, Avatar, Occa, Ducazzi, film. E detto questo, ci vedremo in coppa Instagram, che ci fanno poco bucchina in coppa Instagram, poi ci vediamo sempre su Facebook ufficialmente, e poi faccio bucchina in coppa Instagram, Periscope e tutti i cazzi. E niente, io vi saluto, vi voglio bene, è stata una bella serata, saluto sempre, stasera oltre a salutare chi si vede la diretta in differita, che veramente sono sempre tantissimi, saluto pure gli occasionali, che i nuovi, perché sono convinto che in questa diretta c'erano persone nuove che non avevano mai seguito la diretta, quindi vi saluto pure a voi e vi voglio bene, quindi spero di ritrovarvi anche la settimana prossima, se vi siete divertiti, se siete stati in buona compagnia con me e con tutti i casi caruti, tra cui stavate pure voi che commentavate. Voglio bene, cerco il bottone per chiudere, ma raccomando, pregate Carlino, dice Riccardo Sanseverino, è stato un grande piacere, ma facessi un inchino, farei. È stato buono, buonanotte, ciao,